Bentrovati, benvenuti al nostro classico quotidiano appuntamento di venetoglobe.com, lo spazio dedicato al mondo dello sport a livello internazionale e nazionale, ma soprattutto poi a livello regionale e provinciale per quanto riguarda più da vicino i campionati, le squadre che seguiamo giorno per giorno. Vi ricordo che ci potete trovare anche in versione on demand su www.venetoglobe.com, canali Facebook e YouTube che potete poi usufruire il sabato, per esempio il sabato sera alle 20:30, quando saremo in diretta streaming ancora una volta per la Ruker Sanve, campionato di Serie B maschile di basket che seguiamo in diretta quest'anno. Per quanto riguarda invece il digitale terrestre, canale 95 per quanto concerne Caffè TV 24, l'emittente del Nord Italia. Champions per quanto riguarda il calcio, e allora apriamo con il calcio perché la Juventus a Leverkusen ha giocato per continuare il suo cammino da prima del girone ed ha vinto per 2-0. L'Atalanta di Gasperini invece è stata ancora una volta sorprendente, la Dea non più bendata, ancora una volta ha fatto una partitissima e ha schiantato lo Shakhtar Donetsk per 2-0 passando il turno. Ora l'Europa League con la Roma questa sera all'Olimpico che affronterà il Wolfsberg, mentre la Lazio viaggia a Rennes. I Leoni del Benetton, a proposito di trasferte francesi, attendono invece il Lione, dove nella trasferta di una settimana fa purtroppo il Benetton ha perso per 28-0 al termine di una partita a senso unico per i francesi, che ora, vi dicevo, sono attesi per il match di ritorno sabato pomeriggio a partire dalle ore 14 a Monigo. Il basket con la Virtus Bologna sicura del primo posto in Europa, complimenti. Nel girone B invece passa il Venezia 78-71, 7-8-7-1 contro Limoges, vince anche il Brescia 70-61, 7-0-6-1 contro la Darussafaka. Trento vince 85-78 contro Gdynia. Coppe anche nel volley maschile con Perugia vincente 3-0 sui francesi del Tours. In Champions ritorna in campo dopo il mondiale la Lube Civitanova Marche che va in Repubblica Ceca. Trento invece in casa contro i turchi del Fenerbahce. Nel campionato di A1 femminile sempre Imoco al comando con 26 punti, segue Busto con 24, con Conegliano che ha una partita in meno come l'Igor Gorgonzola Novara. Stasera turno infrasettimanale per le ragazze di Santarelli che dopo il mondiale ritornano in campo nel campionato, vanno a Perugia e giocano contro la Bartoccini. Poi domenica c'è il turno interno per l'Imoco con grandi festeggiamenti per quanto riguarda la Coppa del Mondo vinta da poco. Nella A3 invece di pallavolo maschile, vedete, per il Motta di Livenza a Cuneo purtroppo c'è stata una sconfitta, adesso il derby veneto domenica contro l'Invent di San Donà di Piave. Ritorniamo sul calcio dalla Serie A perché c'è il campionato che riprende venerdì, domani l'Inter con 38 punti, la Juve 36, la Lazio 33. L'Inter che si è mossa anche sul mercato, calciomercato, con alcuni rinforzi, 2 per la precisione chiesti da Conte. E potrebbero essere Kulusevski e Marcos Alonso. Il cambio di allenatore invece a Napoli ha portato questo signore, Ringhio Gattuso, in panca al posto di Carletto Ancelotti. Si inizia invece per quanto riguarda la prossima giornata, sabato con Brescia-Lecce, Napoli-Parma, quindi la prima subito in casa al San Paolo per Gattuso, e il derby della Lanterna cosiddetto tra Genoa e Sampdoria a Genova per l'appunto. Andiamo in Serie B dove le Venete e le Friulane stanno andando molto bene, soprattutto il Pordenone che ha agganciato addirittura il Cittadella al secondo posto in classifica con 25 punti e guarda dall'alto le altre formazioni. Chievo a 24, Venezia un po' a rischio play-out ma saprà riprendersi al più presto. Domani sera intanto, primo anticipo tra Chievo e Juve Stabia.
Serie C con il Lanerossi Vicenza di Patron Rosso che ha 42 punti in classifica, 4 di vantaggio sul Carpi che ha 38 e a 36 troviamo il Padova, un Padova che era partito alla grande ad inizio campionato inanellando una serie di risultati positivi che l'avevano portato anche in vetta alla classifica. Intanto qualche movimento nella Serie C a Rieti, per esempio via il tecnico Caneo, mentre a Piacenza è divorzio tra la società ed il giocatore Cassia. A Padova invece arriva Alfredsson, che è un giocatore islandese, la scorsa stagione era a Frosinone ed è nuovamente in odore di convocazione in nazionale islandese. Per quanto riguarda la Serie D, gli occhi sono puntati sulla capolista Campodarsego che sembra aver preso il largo, sono 7 i punti di vantaggio su Cartigliano e Legnago, c'è il Mestre che è in quarta, quinta posizione in classifica e che sta a guardare, il Montebelluna a quota 21 in sicurezza cerca di rimanere nelle zone meno pericolose. L'eccellenza sarà il campionato che seguiremo anche questa settimana, c'è una partita che riguarda la bassa classifica per ciò che riguarda e che confronta le due formazioni, e cioè Eclisse Careni Pivigina ed Union Pro, che si affronteranno nell'anticipo di sabato, perché l'Eclisse gioca nella giornata di sabato pomeriggio alle 14:30 al D'Agostin di Pieve di Soligo. In Coppa Italia ieri sera c'è stato il ritorno del match tra San Donà e Portogruaro, si è giocato appunto a San Donà di Piave, si partiva da un positivo 2-0 del San Donà che aveva collezionato a Mansuè contro il Porto un quindicina di giorni fa, c'è stato quasi il colpaccio del Porto Mansuè che con il suo centravanti Silvano è andato in gol e ha vinto per 1-0. Non è bastato perché il 2-0 dell'andata qualifica il San Donà che adesso nella finale dovrà vedersela con il Garda. Promozione, l'Opitergina nonostante la sconfitta continua a essere in testa alla classifica del suo campionato, dove la insegue il Treviso che vincendo domenica al Tennis sembra aver riaperto questo campionato. Adesso bisognerà vedere se la formazione di Bellotto troverà convinzione e continuità di risultati. Per concludere e andare verso la parte finale del programma e i nostri due servizi di oggi, vi ricordo che il Ponzano basket femminile sarà al Palacicogna contro l'Alpo, che è il terzo posto in classifica, uno scontro abbastanza duro e difficile per la compagine di Pippo Campagnolo, mentre la Rucker Sanve, dopo aver perso a Pavia 69-58 e aver perso la leadership solitaria del campionato, adesso deve fare i conti con Bernareggio e Antenore Padova nuovamente in testa alla classifica con la formazione di Marco Mian, ma deve fare i conti anche contro la San Giorgese che arriva al Palasystem di San Vendemiano sabato sera alle 20:30. È la quart'ultima della classe, ma bisogna non prendere sotto gamba questo importante appuntamento. Ma cominciamo da questa settimana a conoscere anche il settore giovanile della formazione del presidente Guberti. Cominciamo dalla squadra Under 16 della Rucker guidata da Nicola Mazzariol e c'è proprio il coach ai nostri microfoni. Under 16, intanto come sta andando? Il campionato già ha girato la boa dell'andata? Sì, è finito il girone di andata, nel complesso sta andando bene, la squadra è cresciuta molto dall'inizio, sta lavorando bene, i giocatori stanno migliorando, quindi insomma i nostri obiettivi per ora sono raggiunti. Siamo a metà classifica, vediamo se nel girone di ritorno riusciamo a fare qualcosina in più, insomma, però tenendo conto che noi comunque vogliamo cercare di migliorare i ragazzi, di farli crescere in un'ottica futura, insomma. Ecco, l'hai detto tu, quali sono gli obiettivi proprio della società in merito a questo settore giovanile e a questa Under 16? Ma la società a livello di risultati non ci mette nessuna pressione e ci ha fatto capire fin dall'inizio che l'obiettivo è quello di far crescere i ragazzi sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista umano, come persone, come maturità eccetera, con l'obiettivo a lungo termine di provare a formare qualche giocatore per la prima squadra, e quindi in prima squadra ci
vogliono sia giocatori bravi ma anche giocatori che mentalmente e umanamente siano in gamba. Dicono sempre che i settori giovanili, soprattutto l'Under 16 o l'Under 18, insomma, mirano a quelli che sono davanti, quindi succede così anche con la Ruker, si sta creando questo movimento, come dicevi, di puntare appunto alla prima squadra. Ma sì, diciamo che l'idea la stiamo trasmettendo, vedo che i ragazzi lo capiscono, c'è voglia di provare a fare un passo avanti, di provare a fare, non lo so, un allenamento magari con la squadra Under 18 perché me lo sono meritato. Adesso ad esempio ho finito l'allenamento della prima squadra, dopo ci alleniamo noi, vedo i miei ragazzi che magari arrivano 10 minuti prima e li guardano come fanno, come tirano i grandi alla fine, che applicazioni ci mettono, insomma è bello vedere che ci provano, insomma. Ecco. Il traino è utile indubbiamente. Che stagione ti aspetti e quali cose chiedi appunto ai tuoi ragazzi e cosa ti sei posto come obiettivo finale? Allora io ho preso il gruppo quest'anno, quindi non lo conoscevo benissimo e non conoscevo nemmeno le altre squadre. Devo dire che nel Veneto il livello di quest'annata è particolarmente alto e legato anche a quello che dicevamo prima, non ci siamo posti un obiettivo a livello di posizione di classifica, ma ci poniamo dei mini obiettivi che può essere quello di migliorare una cosa ogni allenamento, di fare un errore in meno rispetto alla partita precedente e poi mettendo insieme tutti questi mattoncini alla fine il risultato arriva e sarà sicuramente il massimo di quello che potevamo fare. Sei qui da un anno, sei arrivato alla Ruker, la Ruker si sta ponendo in un'ottica interessante anche come scelta di un allenatore, no? Assolutamente sì, ho trovato, intanto mi ha fatto piacere che mi abbiano cercato e anche agevolato il più possibile per diciamo così, i miei orari lavorativi eccetera, mi ha fatto sentire importante e ho trovato una società organizzata con tutte le persone al posto giusto che sanno cosa fare, con la mentalità giusta. Ho ritrovato anche parecchie sensazioni positive che avevo vissuto magari a Treviso negli anni del settore giovanile della Benetton. Devo dire che è una delle migliori società in assoluto nel Veneto, insomma ormai ho i capelli bianchi, ne ho conosciute di persone, di società. Sì. Sì, sì. Bene, in bocca al lupo e buona annata. Viva il lupo, grazie mille. E adesso, dopo questa intervista, abbiamo conosciuto appunto il settore giovanile, cominciamo a conoscere il settore giovanile della Ruker Sande pallacanestro di Serie B. Andiamo a Jesolo, dove ieri è stata presentata, rimaniamo sempre nell'ambito dei giovani, quindi è stata presentata la Youth League di Karate. Inizio della manifestazione oggi con la registrazione degli oltre 3.180 atleti partecipanti, proprio dalla mattinata di oggi all'intero pomeriggio la possibilità di iscrizioni. Tra l'altro poi oggi ci sarà un corso dedicato ai coach e un corso dedicato ai referee del meeting. Oggi sul tatami del Pala Invent saranno di scena anche gli junior, dalle 18:30 gli junior del Kumite, intorno alle 22 le finali. Ma andiamo a sentire Davide Benettello, che è un po' un personaggio importante dell'organizzazione. Ieri abbiamo parlato con il sindaco, oggi ci gettiamo più nei dati e nei risultati. Sentiamo. Con il presidente onorario adesso, tra l'altro nativo di Jesolo, quindi ha dato questo scoop anche lei. Certo, sono presidente onorario della Youth League di Jesolo, nel tappa mondiale della World Karate Federation, del quale sono anche membro del comitato esecutivo. Sono nato il 14 agosto del 72 in questa splendida città. Sgambettava sulla sabbia, diceva, facendo già questi numeri. Sì, già ai primi anni io sono cresciuto proprio sulla sabbia, io amo la sabbia e incominciavo con le mie prime tecniche di arti marziali in riva al mare. Qui abbiamo la mascotte delle prossime Olimpiadi, è in espansione totale, come ha sottolineato lei, questo sport. Ma il numero del karate mondiale sono già immensi. La federazione mondiale ufficiale, la World Karate Federation, che è l'unica riconosciuta dal Comitato Olimpico attraverso in Italia dalla FILCAN, Federazione Italiana Judo, Lotta, Karate e Arti Marziali, ha numeri esponenziali. Vantiamo come tesserati ufficiali in Italia quasi 100.000 di karate e nella Federazione Mondiale più di 10 milioni di karateka. Quindi
Direi che sono bei numeri sicuramente, anche per Jesolo, 3.180 atleti, 65 nazioni, diciamo che si muove un'immensa marea di gente. Sì, come diceva il presidente del comitato organizzativo Vladi Vardiero, arrivano anche le famiglie a Jesolo, quindi insieme ai 3.200 atleti arriveranno genitori, 800 coach, quindi noi contiamo di portare a Jesolo per i prossimi 5 giorni almeno 6-7.000 persone. Questo è il suo primo sogno, ma poi ne aveva un altro nel cassetto che ha svelato. Ha un sogno di portare anche un campionato del mondo giovanile a Jesolo. E glielo auguriamo. Io ci spero e ci sto lavorando. Prima giornata di gare quindi quest'oggi a Jesolo, ne parleremo domani e dettagliatamente in questo finale di settimana. Abbiamo concluso, noi ci risentiamo domani, buona giornata.